Bentornati in nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Abbiamo vissuto il passaggio instabile proprio in questo inizio settimana al nord e su parte del centro, ma adesso vivremo un rinforzo dell'anticiclone di matrice alzabiana che quindi porterà le temperature in rialzo, soprattutto al centro-sud, e più sole dappertutto, ampi spazi soleggiati, come si vede bene anche dalla cartina, quindi noteremo un clima più estivo, avremo un netto rialzo delle temperature, una stabilità prevalente su gran parte dello stivale, a eccezione però del passaggio tra giovedì e venerdì di questo impulso che comunque riuscirà a concentrarsi solo sulla Francia e non riuscirà a raggiungere anche l'Italia se non in parte nella giornata di giovedì, quando sarà comunque soleggiato su tutto il territorio. E guardate però le temperature che vivremo comunque su valori piacevoli, insomma, generalmente quasi dappertutto. Quindi in generale l'Italia, soprattutto al nord, vivremo valori massimi attorno ai 28-29 gradi in Val Padana, se non con picchi anche di 30, specie sulla Emilia Romagna. Guardate, insomma, la giornata di venerdì che supererà questa coda del fronte e porterà solamente qualche possibile locale rovescio piovasco solo sui settori dolomitici e sulle Alpi orientali, qui la maggiore probabilità, comunque senza disturbi altrove, col passaggio solo di qualche nube alta, ma comunque innocua, e in prevalenza con cielo sereno poco nuvoloso su tutta quanta l'Italia. Temperature che saranno in ulteriore aumento, pensate, al centro-sud, con picchi che potranno anche superare i 33 gradi, specie sulla Sicilia e anche sulla Calabria e sulla Sardegna, quando poi entro il weekend è possibile un picco oltre fino a 35 gradi proprio sulle due isole maggiori. Ma come vedete la situazione per quanto riguarda la giornata di sabato vedrà comunque la stabilizzazione del tempo e il caldo africano un po' meno presente, vedete che è più relegato solamente sulle sue terre d'origine e su parte della Francia. Per quanto riguarda, come vedete, le precipitazioni in corso dei prossimi giorni, guardate, quando l'avvicinarsi nella giornata di giovedì, proprio a partire dal pomeriggio, si scateneranno i primi fenomeni nella tarda mattinata sui settori della Francia, e come vedete qui avremo già i primi fenomeni per la discesa di questo minimo depressionario soleggiato altrove, che poi tenderanno a scendere, come vedete, proprio sul comparto della Francia meridionale, raggiungendo anche la Valle d'Aosta e il Piemonte occidentale. Quindi qui avremo la possibilità di fenomeni e anche fino all'Alta Lombardia tra la serata e la nottata, quindi di venerdì. Poi la giornata di venerdì vedrà solamente qualche rapido fenomeno pomeridiano solo sulle Dolomiti settentrionali, sulle Alpi orientali e quelle lombarde, ma in genere altrove sarà sereno o poco nuvoloso. Guardate poi invece la grafica che vede anche la disposizione e la creazione quindi di un minimo depressionario che si andrà a instaurare molto profondo sulla Inghilterra. Già questo viene confermato da gran parte dei modelli, ma bisogna ancora individuare molto attentamente quale sarà la traiettoria di questi venti, perché è possibile che possa estendersi questo campo anticiclonico da sud-ovest, quindi portare temperature generalmente dappertutto oltre i 30 gradi, comunque senza valori di caldo sopportabili. Siamo a settembre ed è giusto quindi che l'estate, insomma, stia man mano allontanandosi. Questo da valutare il ciclone, perché la disposizione potrebbe portare, come seconda ipotesi, da partire dalla giornata di martedì 9 settembre a un varco che si aprirà proprio dal Golfo del Leone, e quindi si andranno a disporre nuove perturbazioni e fronti diretti, molto più diretti, verso il nord Italia. Quindi la seconda ipotesi appare la più probabile attualmente, ma da verificare, perché ovviamente, stante questa distanza temporale, ne valuteremo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Seguiteci sempre.